Il giardino della Colimbetra, sempre più meta privilegiata della visita nella Valle dei Templi. Iniziative di gestione e di intrattenimento. L'intervista a Giuseppe Lopilato. Irene Milisenda. Nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento, tra il tempio di Castore e Polluce e quello di Vulcano, sorge il giardino della Colimbetra, autentico gioiello archeologico e naturalistico recuperato e gestito dal FAI, che nel corso degli ultimi anni ha lavorato tanto per rendere un'ottima offerta turistica lungo un percorso di piante mediterranee, di agrumi e di odori. E per valorizzare ancora maggiormente tale itinerario, il direttore del giardino della Colimbetra, Giuseppe Lopilato, ha sottoscritto un accordo di collaborazione turistica e culturale con l'Orto Botanico di Palermo. Si tratta di un importante e utile tassello, dunque, che si aggiunge al sistema di relazioni con il territorio. Noi stiamo sviluppando un partenariato con alcuni importanti soggetti che operano nel mondo della cultura e nel mondo del turismo. Tra questi l'Orto Botanico di Palermo, che è uno degli orti botanici più prestigiosi che ci siano sulla faccia della terra ed è una meta visitatissima da chi ha interesse e amore per le piante. Quindi si parla di turismo botanico, che è una cosa incredibilmente ricca di persone, diciamo, che si muovono seguendo giardini storici, seguendo parchi naturali, oppure anche i giardini botanici. Noi abbiamo fatto un partenariato che ha uno scopo semplicissimo, quello di mettere in rete queste due realtà, e devo dire che queste due realtà sono a loro volta in rete con una terza realtà in provincia di Catania, a Giarra, la Fondazione Radice Pura, che è un parco botanico che è stato creato dai prestigiosissimi vivai Faro. Quindi tre luoghi della Sicilia messi insieme per un unico interesse, l'interesse per le piante e per le piante della nostra terra, della Sicilia, per i nostri giardini, e quindi con questo contiamo di riuscire a portare qui nella Valle dei Templi ancora turisti, e turisti molto importanti e molto particolari, non quelli che arrivano qui e vogliono vedere e andare via più velocemente possibile perché hanno qualcos'altro da fare sempre velocemente da un'altra parte. No, sono quelli che arrivano qui e hanno voglia invece questo posto di conoscerlo minuziosamente, quindi quelli che verranno a soggiornare qui. Questo è il nostro obiettivo e il nostro contributo a cambiare un po' la qualità del turismo nella nostra città. Adesso al giardino è possibile anche partecipare a delle escursioni all'interno dell'ipogeo della Colimbetra, che si allunga per quasi 200 metri sino a Porta Quinta, in contrada Sant'Anna. A permettere il restauro e la fruibilità dell'opera, realizzata dagli schiavi cartaginesi nel V secolo a.C., è stata una proficua sinergia tra Parco Archeologico Fondo Ambiente Italiano e l'Associazione di Speleologi Agrigento Sotterranea, che effettua le visite guidate. Non è un'esperienza chiaramente facile, perché andare sottoterra in questo cunicolo che insomma tutto sommato è abbastanza stretto e buio, ma è un'esperienza che chi la fa esce lì strafelice, e questo è molto bello perché in fin dei conti, ecco, noi creiamo un rapporto direi intimo tra i nostri luoghi e i turisti, sostanzialmente, e i turisti. Quindi siamo contenti che questa offerta su cui abbiamo puntato e abbiamo lavorato 3 anni per realizzarla stia avendo un così grande successo e sia così tanto apprezzata. E anche quest'anno tornano le serate al tramonto. Si parte domani, sabato 12 agosto, e poi il 26 agosto. Saranno dei notti di festa per divertirsi nello splendido scenario del giardino della Colimbetra al chiaro di luna, con visite guidate e degustazioni di prodotti tipici locali, escursioni con speleologi negli antichi ipogei e musica fino a notte inoltrata. In questo momento siamo in piena stagione turistica, in prossimità di Ferragosto, e come ogni anno noi contribuiamo al ricco cartellone di iniziative che si fa nella Valle dei Templi di Agrigento. Sono tanti, il parco in prima persona, ma poi tante altre strutture che organizzano a Giunone delle attività davvero straordinarie. Noi qui alla Colimbetra partecipiamo con le 2 notti tra gli aranci, che ormai è tradizione, facciamo una prima di Ferragosto e una dopo Ferragosto, e poi sempre a seguire il Ferragosto, in questo caso dal 16 al 20, ogni pomeriggio avremo qui Musica al Tramonto, che è un appuntamento
felicissimo, che piace tanto ai turisti, che hanno la possibilità, proprio in questo spazio che è alle mie spalle, di sedersi all'ombra, con la prima frescura, diciamo, del pomeriggio, ascoltare della buona musica e gustare i prodotti che le aziende del territorio offrono.